Sicurezza e comunità, la sintesi possibile per un Veneto più unito. In ogni campagna elettorale la sicurezza ritorna come un battito costante, nel cuore dell'opinione pubblica. È il termometro dello stato di salute di una comunità. Quando cresce la paura significa che qualcosa nel patto sociale si è incrinato. Nel confronto tra Giovanni Manildo, candidato a presidente del centro-sinistra, e Alberto Stefani, candidato a presidente del centro-destra, emergono due impostazioni chiare e per certi versi complementari. Manildo propone una sicurezza che nasce dal welfare, che mette insieme scuola, lavoro, casa, salute e coesione sociale. Stefani risponde con una sicurezza che nasce dall'efficienza, basata sulla tecnologia, sulla vigilanza e controllo del territorio. Sono due visioni diverse ma non inconciliabili, perché il Veneto di oggi ha bisogno di entrambe. Ha bisogno dell'umanità e dell'inclusione di Manildo, ma anche del pragmatismo e della concretezza di Stefani. Serve una sicurezza integrata, dove videosorveglianza, pattugliamenti, presidi sanitari e tecnologia non sostituiscono la rete sociale, ma la rafforzino. Un modello in cui ogni comune diventi presidio di prossimità, capace di prevenire il disagio, intercettare la solitudine, aiutare le famiglie in difficoltà, ma anche di reagire con tempestività quando la legalità è minacciata. La proposta che faccio io potrebbe essere quella di un piano Veneto per la sicurezza e le comunità, con più coordinamento tra enti locali, sanità e forze dell'ordine, con un sistema regionale di videosorveglianza intelligente con analisi predittiva e banche dati integrate, con investimenti nella rigenerazione urbana per illuminare e riabilitare spazi oggi lasciati al degrado, con programmi di educazione civica e sicurezza nelle scuole, con centri di mediazione culturale e percorsi di inserimento per gli stranieri, collegati agli distretti del lavoro. Una sicurezza non è solo polizia, né solo welfare, è fiducia reciproca, è presenza dello Stato e delle comunità nella vita quotidiana. Quando un quartiere è curato, quando un anziano non è lasciato solo, quando una strada è ben illuminata o un ragazzo trova un lavoro stabile, la sicurezza cresce, anche senza divise in vista. Ecco, la sintesi possibile tra le due visioni, più ordine ma anche più umanità. Un Veneto che non ha paura di essere fermo contro chi delinque, ma che non rinuncia alla solidarietà verso chi è fragile. Un Veneto che capisce che inclusione e vigilanza non sono contrari, ma due facce della stessa medaglia. Come scriveva Grossman, la forza non sta nelle armi, ma nell'ordine delle anime. E quell'ordine oggi va ricostruito con intelligenza, con empatia e con il coraggio di unire le ragioni della sicurezza alle ragioni della comunità. E il Veneto su questo può essere solidale e può essere un laboratorio anche politico per le regioni anche italiane. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.